Auguri Forza Italia. Al termine di un evento che doveva essere solo uno scambio di auguri e una bicchierata, Forza Italia Friuli Venezia Giulia ha riempito le sale del ristorante di Villa Manin. A Riccardo Riccardi ho chiesto come è andata la giornata e quali sono i suoi pensieri per il 2016. È un evento importante con la grandissima partecipazione in un luogo simbolo che è Villa Manin di Passariano, diverse centinaia di persone e soprattutto una comunità in salute che ha tutta la determinazione per guardare al futuro e alle future scadenze davanti a un governo della Serracchiani che sta dimostrando tutti i propri punti di debolezza. Quindi noi ci siamo e ci siamo convinti per poter proseguire e ribaltare queste ingiustizie che il governo di Deborah Serracchiani sta propinando ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Il 2016 presenta delle tappe importanti, ci sono le elezioni amministrative, ci sono due elezioni, oltre che essere consistenti sul piano numerico, sono simboliche perché riguardano Pordenone e Trieste, sono due città governate dal centro-sinistra, una da 5 e l'altra da una quindicina d'anni, e quindi noi stiamo lavorando per consentire a questa coalizione di marciare unita, individuando il migliore dei candidati con un programma condiviso. Noi crediamo di potercela fare. Per il Ponte News, Marco Mascioli.